Presidente Serracchiani oggi ha visitato delle aziende del Collio Goriziano, aziende che investono, che crescono, che guardano anche con attenzione il territorio. Sono aziende molto diverse tra loro, l'Isneris, Raccaro e poi adesso Attiare, però sono aziende che sono sostanzialmente non solo una delle nostre eccellenze, ma sono anche il nostro territorio nel senso più puro del termine, perché sì, qui facciamo vigna, facciamo vino, ma c'è anche una cultura, una storia, un approccio proprio al territorio che si ha quando si beve un bicchiere di questo vino straordinario. E tra l'altro sono vini che esportiamo in tutto il mondo, quindi anche una grande visibilità del Friuli Venezia Giulia e una grande forza delle nostre aziende di essere presenti anche in mercati difficili. Il comparto vitivinicolo è importante per il Friuli Venezia Giulia e la regione lo sostiene. Abbiamo un boom incredibile di export nel vino, più del 50%. Siamo in questo momento la regione italiana che esporta di più. Vuol dire che abbiamo creduto di poter superare la crisi, abbiamo fatto investimenti importanti, ha funzionato la legge 80, ha funzionato il PSR, hanno funzionato gli investimenti fatti da questi imprenditori e adesso possiamo dire, ovviamente c'è anche tanta strada ancora da fare, ma possiamo dire che veramente abbiamo conquistato qualità, eccellenza e anche spazi commerciali.